Mozzarella invece fa parte di un'altra categoria di formaggi e è a disposizione di tutti i capitoli stati depositato il nome di questa cosa. Assaporando Cison, una manifestazione che merita. Assolutamente, io è il primo anno che vengo, però devo essere sincera, sono molto contenta, spero di poter rientrare, ritornare in questa realtà perché merita, ci sono grandissimi produttori e danno spazio anche a queste piccole realtà che è importante. Sto tostando il caffè manuale come nel 1920, come facevano le nostre nonne, sopra la cucina economica. La tostatura manuale è molto difficoltosa. Adesso ho imparato dopo 2 o 3 giorni che faccio le prove, proprio faticosa nel tostare al momento giusto. Di borgo più bello d'Italia in borgo più bello d'Italia, da Cison di Valmarino a Borghetto di Valeggio sul Mincio. Esatto, sì, siamo di Valeggio, Borghetto è il nostro borgo più bello d'Italia, è un borgo medievale, sorge sulle sponde del fiume Mincio, siamo in provincia di Verona ed è infatti parte del club dei borghi più belli d'Italia. Il piatto principe sono sicuramente i tortellini di Valeggio, tortellini di carne di Valeggio, che sicuramente non hanno nulla di invidiare a quelli che sono i tortellini emiliani. Dopodiché a corredo insomma di questo che è il nostro piatto principale ci sono i vini comunque della zona, per cui il bianco di Custozza piuttosto che il rosso bardolino, per finire poi anche con i dessert, ad esempio la torta delle rose. Montagnana, un altro dei borghi più belli d'Italia, famoso per il prosciutto. Una cittadina meravigliosa, cinta da mura antiche e ricca di monumenti molto importanti artistici. È molto conosciuta in questo da alcuni anni per la produzione del prosciutto crudo dolce di Montagnana. I prodotti chilometri zero, dalle mostarde alle marmellate. Abbiamo tutti i prodotti tipici trevigiani, fatti col radicchio di Treviso, con la zucca, con le erbe spontanee, tutti i prodotti sia dalla produzione che alla trasformazione in provincia di Treviso, quindi chiamiamo chilometri zero perché il marchio si chiama solo Treviso, quindi cerchiamo di valorizzare il territorio. Noi è la 4ª edizione che facciamo di Assaporando, quindi diciamo che rispetto all'anno scorso che magari il tempo non ha aiutato, quest'anno sicuramente è andata meglio, però il bello è che le persone tornano e dicono l'anno scorso ho comprato questa cosa, mi è piaciuta e voglio assaggiare qualcos'altro. Quindi penso che Assaporando sia sempre una manifestazione importante che sta cercando comunque di emergere. Un chiosco gestito dai genitori della scuola materna. Per i figli si fa questo ed altro. Certamente i figli sono la cosa più importante della vita e l'importante è che stiano sempre bene. Noi lavoriamo tutto il tempo dell'anno per l'asilo perché la cosa fondamentale fa parte della nostra cultura e bisogna che l'asilo esista sempre, ci sono. Bisogna che i bambini stiano bene in una struttura adeguata e quindi noi facciamo tutto quello che possiamo per aiutare, insomma. Assaporando Cison in 2 parole. Trionfo delle eccellenze sicuramente è stata una manifestazione dedicata all'alimentare a 360 gradi, è stata una manifestazione che ha ripreso veramente le tradizioni e il gusto. Siamo nella Casa Granda dei Conti Brandolini, questa proprietà meravigliosa aperta soltanto per questa occasione e per Assaporando Cison. Sì, questa è stata veramente la cosa più importante che ci ha distinto in questa manifestazione dedicata all'alimentare. Essere qui dentro è veramente un orgoglio e un pregio perché basta guardarsi attorno per capire la qualità di questo stabile e la qualità dell'evento che abbiamo organizzato, un evento in concomitanza con la Slow Food, un evento che veramente non è uguale, è la prima volta che riusciamo a entrare in questa location, dunque direi un gran successo per noi.